telespettatori di Video Mediterraneo, ben ritrovati anche per questa domenica con una nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ogni domenica siamo in diretta alle 19 sul canale 11 e siamo anche in diretta sul canale 823 di Sky per raccontare attraverso i risultati, le classifiche, le opinioni e gli ospiti il calcio dilettantistico siciliano. Oggi una puntata ricchissima, è successo un po' di tutto in tutti i campionati che trattiamo, ovvero dal campionato CND sino al campionato di prima categoria e come tutti ben sanno abbiamo anche un occhio di riguardo al calcio a 5, il futsal che sta ottenendo veramente un grandissimo consenso attraverso appunto i nostri opinionisti e anche gli ospiti che ci vengono a trovare nel corso della nostra puntata odierna ma anche delle altre puntate. Andiamo subito a salutare il nostro Carmelo Puglisi in postazione che sarà lui come al solito a raccontarci il campionato CND e i due gironi del campionato di eccellenza. Ciao Ettore, a te, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Benissimo, e salutiamo naturalmente la bellezza di Penalty, ovvero la nostra penaltina, la nostra splendida Jenny Diara. Ciao Jenny. Buonasera Ettore, buonasera a tutti gli amici che ci seguono da casa. Benissimo. Complimenti per le scarpe, oggi non abbiamo avuto nessun problema rispetto a 7 giorni fa, ci scherziamo chiaramente. E diamo subito il benvenuto ai nostri primi due ospiti della puntata, ovvero il mister del Modica Calcio Eccellenza Girone B, Gaetano Lucenti. Salve mister, ben trovato. Buonasera. Oggi è andato un po' maluccio, perdere in casa è sempre una cosa brutta, poi ci racconterai che cosa è successo. E invece salutiamo anche l'allenatore del Machitella Gela, promozione Girone D, Mirko Fausciana. Salve Buonasera. mister, ben trovato. Allora, oggi è una puntata un po' particolare, lo abbiamo anticipato e ci è sembrato giusto iniziare la puntata odierna con uno spot che adesso tra qualche istante manderemo in onda, perché sino a giorno 17 novembre ci sarà un'iniziativa legata all'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro che attraverso le donazioni vuole incentivare ancora di più la ricerca appunto contro questo grande male che è il cancro. Avete la possibilità attraverso un SMS di aiutare la ricerca inviando appunto un SMS attraverso il vostro telefonino al 45509, lo ripeto 45509, bisogna veramente fare un gol per la ricerca. Guardiamo lo spot con Alessandro Del Piero. Approfitto per farvi ancora un grosso in bocca al lupo perché il vostro lavoro è veramente importante e sono felice che il nostro sostegno e il sostegno di tutti gli italiani soprattutto vada a voi. Grazie. Grazie a te. Bocca al lupo. Noi stiamo con Ari e voi? Anche noi vogliamo fare un gol per la ricerca, vi ricordiamo di inviare un vostro SMS, così donate 2 euro al 45509. Mi raccomando anche tu un gol per la ricerca. Assolutamente. A favore dell'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. Allora siamo pronti per parlare a questo punto di risultati, classifiche e tutto il resto? È stata una domenica estremamente interessante, una bellissima domenica in Serie D. Allora a questo punto passiamo subito la parola alla nostra Jenny, risultati del campionato CND, siamo giunti a che giornata? 12ª giornata. Perfettissimo, allora i risultati di oggi domenica 8 novembre. Agropoli Città di Scordia 0-0. Aversa Normanna Marsala 1-0.
Due Torri, Siracusa 0-0. Gelbison, Vibonese 2-2. Leonfortese, Cavese 2-1. Noto, Frattese 1-1. Reggio Calabria, Gragnano 1-0. Roccella, Vigor Lamezia 0-1. Sarnese, Rende 3-2. Ha riposato Palmese. Seppur sconfitta, la Cavese continua a rimanere leader in questo girone I del campionato CND, in testa con 23 punti. Complimenti alla squadra di Gaetano Mirto che è riuscita a battere giustamente la capolista. Guardiamo la classifica nel suo dettaglio. Cavese 23, Frattese 22, Siracusa 21, Due Torri Sarnese 19, Palmese Vibonese 18, Leonfortese 17, Aversa Normanna 16, Rende, Roccella, Gragnano 15, Noto, Agropoli, Reggio Calabria 13, Marsala 12, Città di Scordia 10, Gelbison 9, Vigor Lamezia 4. Ricordiamo che in classifica la Versa Normanna ha anche 2 punti di penalizzazione. Adesso il tabellino del prossimo turno sarà la 13ª giornata, domenica prossima, domenica 11 novembre 2015. Questi gli incontri: Città di Scordia Reggio Calabria, Frattese Gelbison, Gragnano Noto, Marsala Sarnese, Palmese Agropoli, Rende Roccella, Siracusa Versa Normanna, Vibonese Due Torri, Vigor Lamezia Leonfortese, riposerà la Cavese. Sì, riposerà la Cavese. Allora, a questo punto parliamo di questa giornata dove le siciliane comunque non sono andate poi in fondo molto male. No, le siciliane sono andate benissimo e sono state determinanti per quello che è lo sviluppo di questo campionato. Come abbiamo detto, la Cavese si è fermata al centro della Sicilia, nella provincia ennese, a Leonforte. Un plauso a Mirto. Assolutamente, una partita straordinaria da parte della formazione neroverde, del tecnico di Randazzo. Tra l'altro in rimonta la Cavese era andata in vantaggio con un gol di Maraucci al 18° del primo tempo, poi i campani avevano avuto anche le occasioni per raddoppiare. Prima dello scadere arriva il pareggio della Leonfortese con Tarantino e a 3 minuti dalla fine il solito Roberto Cortese regala questi 3 punti importantissimi alla Leonfortese. La notizia del giorno però, Ettore, non è solo la sconfitta della Cavese, ma è anche il fatto che le dirette concorrenti non ne approfittano. Non ne approfitta il Siracusa, che poteva oggi agganciare la vetta ma fa 0-0 ma aveva una partita difficile. Aveva una partita difficilissima, ha avuto le sue occasioni per vincere, la classica partita che puoi vincere ma puoi anche perdere, perché il Due Torri di Venuto si sta dimostrando squadra organizzatissima. Non ne ha approfittato nemmeno la Frattese, perché a Noto la formazione di Gaspare Cacciola ha giocato una grandissima partita, andata in vantaggio con Lupo all'8° del secondo tempo, solamente a pochi minuti dalla fine la Frattese è riuscita a pareggiare. Anche oggi il Noto avrebbe meritato molti più punti. L'unica nota in questo momento non certamente positiva è questo Marsala, che insomma... Il Marsala continua il suo momento difficile, anche oggi ha perso ad Aversa, ma per il resto le siciliane hanno tutte fatto un figurone oggi. Benissimo, una battuta subito anche con i nostri ospiti. Mister Lucenti, insomma questo Siracusa non ne ha approfittato oggi, però dall'altra parte c'è questo Due Torri di Venuto che, come ha detto bene... Attenzione Ettore, parentesi, il Due Torri oggi se avesse vinto sarebbe anch'esso a 2 punti dalla vetta. Infatti, insomma, ha giocato una partita difficile, non era facile andare a vincere in terra messinese, non so se sei d'accordo. Sicuramente sì, è un campionato che si sta rivelando molto ma molto livellato, non ci sono squadre materasso, ora tra l'altro anche le squadre che stanno in bassa classifica stanno iniziando a fare risultati, quindi io penso che sarà combattuto fino alla fine. La Cavese in questo momento ha un qualcosina in più rispetto agli altri, lo sta dimostrando, però è anche vero che le siciliane si stanno comportando molto bene. Quindi penso che alla fine ci saranno soddisfazioni per qualsiasi società. È vero, sono d'accordo. Diciamo, l'obiettivo quantomeno, mister, è salvarle tutte, mantenere la quarta serie, certo. Quante più squadre siciliane... Guarda, avere delle società in Serie D in questo momento è fondamentale per la nostra terra, perché in questo momento noi stiamo attraversando un periodo di crisi importante, quindi
valorizzare queste società. È vero, è vero, è vero, è vero. Beh, sicuramente tra l'altro la piazza di Siracusa, qui il mister del Marchitella, Mirko Fausciano, può sicuramente affermare che comunque avere più squadre migliora tutto il movimento calcistico siciliano, soprattutto nell'interregionale. Assolutissimamente, sono d'accordo con quello che ha detto Gaetano, anche perché servono da traino per tutte quelle società più piccole. E oggi contare così su una terra mano... siciliana penalizzata dal fatto che insomma a livello professionistico sono soltanto anche 5 perché le le realtà sportive comunque imprenditoriali ce ne sono di meno e si fa fatica a fare calcio a certi livelli. Si soffre veramente tantissimo. si ha la possibilità veramente che il calcio a certi livelli scompaia. Noi siamo stati abituati a Gela ad avere il Gela Calcio per tanti anni su una serie molto giustamente, importante. chiaro. E onore ad Angelo Tuccio che comunque riesce sempre con tanti sacrifici. Però non è stato un caso, a mio avviso non è stato un caso che una realtà piccola ma una favola, una vera favola come quella del Marchitella è venuta fuori proprio quando il Gela Calcio era nel suo momento più tra l'altro non dopo il soltanto col fallimento. Marchitella, c'è stato anche l'Atletico Gela. Però dico la loro storia, Ah, beh, insomma, certo, la ma loro loro guarda è che una sono storia- proprio organizzati. hanno No, la un- loro è una, Ettore, perdonami, è una favola. È una favola, Loro partono sono d'accordo. dall'oratorio, cioè, ma non Sono un modo di d'accordo, dire. Ti loro- faccio i complimenti perché riconosco che sei molto... No, sei la molto vostra è una informato anche favola- perché hai detto bene, è una favola calcistica che proviene dall'oratorio. Nel senso Avete che- l'Academy, cioè avete veramente Sì, abbiamo una bella costruito organizzazione. qualcosa di incredibile facendo leva sul fatto che le risorse umane vanno valorizzate. Certo, certo. Ma stiamo parlando del Serie D. campionato di promozione. No, era ricollegandoci al Gela. Avremo modo E la sicuramente Serie D comunque, apro la parentesi, con le siciliane, con la Certo. sessione di mercato che si andrà ad aprire, già so che si muoveranno abbastanza bene. per- Parleremo comunque del Marchitella ampiamente tra poco quando parleremo appunto del campionato di promozione, tra l'altro avete vinto, quindi insomma Sì. siete anche abbastanza galvanizzati. Va bene, allora Carmelo ci dobbiamo fermare, tra poco parleremo del campionato di eccellenza, abbiamo tra l'altro qui mister Lucenti che è un po' giù perché oggi ha perso. Ha perso con l'Orlandina tra l'altro, cioè questa cosa qui mi ha pure detto, questa partita se l'avessimo giocata 30 milioni di volte l'avremmo vinta sempre, quindi è la dimostrazione che il calcio non è una scienza esatta. Benissimo, ci dobbiamo fermare, Jenny ci lanci la pubblicità e tra poco ritorniamo. Vogliamo ricordare anche il numero per il selfie? Volevo ricordare il numero dei selfie 336 92 07 27. Vi raccomando, mandateci le foto, commenti, siete negli spogliatoi, se state giocando, siete a riposo, qualsiasi cosa. Torniamo tra pochissimo. Pubblicità. Oggi scendo in campo per lottare al fianco dei veri campioni. Alba, volontaria. Silvio, sostenitore. Cristina, ricercatrice. E il più forte di tutti, Ernesto, guarito dal cancro. Contro il cancro ci sono anch'io. Andiamo a vincere questa partita. Fai un gol per la ricerca. Invia un SMS al 45509. Fate un buon viaggio. Venite da Atom Viaggi. Servizio di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria. Atom Viaggi a Gravina di Catania, in via Gramsci 88. Organizzazione di viaggi individuali, viaggi di gruppo, viaggi naturalistici, crociere, visite guidate e viaggi d'affari. Insomma, Atom Viaggi è la garanzia certa che sarà sempre un buon viaggio. Atom Viaggi, info 095 21 1440. Eccoci ritrovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, in diretta la domenica alle 19 sul canale 11 di Video Mediterraneo, siamo in replica anche 30 minuti dopo la mezzanotte, siamo anche in diretta live sulla piattaforma Sky 823 e siamo anche in replica appunto su queste due frequenze il lunedì mattina a partire dalle ore 7. Parliamo adesso del campionato di eccellenza, lo facciamo subito con Jenny che ci dà i risultati del girone A e poi li commenteremo anche con la classifica. A te Jenny. Atletico Campofranco, Mussomeli 1-0. Cus Palermo, San Cataldese 0-1. Dattilo Noir, Camarat 3-0.
Folgore Selinunte, Libertas 2010 5-0. Gela Calcio, Mazzara 0-0. Castelbuono, Paceco 1-1. Pro Favara, Parmonval 0-4. Raffadali, Alba Alcamo 3-1. In classifica sono 3 le squadre che vincono, sono le 3 che sono nella zona altissima appunto di questo girone A del campionato di eccellenza, quindi complimenti alla Dattilo, alla squadra di Selinunte e anche alla San Casaldese che addirittura vince fuori casa a Palermo. Guardiamo la classifica al completo. Dattilo Noir 21. Folgore Selinunte 19. San Cataldese 18. Mazzara, Gela, Castelbuono 16, Paceco 15, Parmonval 14, Mussomeli 12, Cus Palermo 11, Alba Alcamo, Raffadali 10, Camarat 9, Atletico Campofranco 8, Libertas 2010 4, Pro Favara 1. E adesso lettura del tabellino della prossima settimana, 10ª giornata, domenica 11 novembre. Questi gli incontri: Alba Alcamo Folgore Selinunte, Camarat Cus Palermo, Libertas 2010 Gela Calcio, Mazzara Atletico Campofranco, Mussomeli Pro Favara, Paceco Dattilo Noir, Parmonval Castelbuono ed infine San Cataldese Raffadali. Allora, girone A molto incerto perché in 3 sono nella zona altissima. Brevissimo commento perché poi vedremo questa vittoria importante a questo punto della San Cataldese a Palermo. A questo punto il Dattilo fa sul serio, o meglio, il Dattilo già sta accumulando un vantaggio tale non tanto su Folgore e San Cataldese, che bene o male sono 2 sorprese, ma quelle che teoricamente sono le big di questo campionato sono distaccate in classifica, ma anche a livello di prestazioni non sembrano tenere il passo. Come dicevi tu, del trio di testa sembra assolutamente allarmante la situazione dell'Alcamo, a cui il cambio di allenatore non ha dato gli effetti che si pensavano, ma anche il Mazzara e Gela che con questo 0-0 si sono tolte punti a vicenda, e anche il Castelbuono fatica a tenere il passo delle primissime, quindi è un'altra giornata che consolida la situazione del Dattilo. Benissimo, allora guardiamo questo servizio realizzato da Alessandro Castellese di Palermo TV sulla vittoria appunto della San Cataldese a Palermo appunto contro il Cus Palermo per 1-0. Sconfitta interna per il Cus Palermo che al centro universitario sportivo perde in casa 1-0 contro la San Cataldese, una sconfitta amara perché arriva dopo il bellissimo successo esterno ottenuto dagli uomini di Aprile lo scorso weekend contro l'Alcamo in rimonta, che conferma il trend di queste prime giornate, che vuole un Cus che porta a casa più punti quando gioca in trasferta rispetto alle sfide giocate sul terreno di gioco di Via Altofonte. Vi ricordo che sulla TV ufficiale YouTube del Cus Palermo, la Cus Palermo TV, potete trovare tutte le sintesi di questa stagione di eccellenza. Parte la gara e subito Cus in avanti perché Daniele Russo recupera il primo pallone, lancia Iraci che si invola palla al piede sulla destra, entra anche in aria velocissimo, Dolenti si fa trovare pronto e la manda in angolo. Al 19esimo è Graziano che si accentra e scarica la sua battuta, ma ancora Dolenti si fa trovare pronto. Il primo pericolo per la porta d'Insenna arriva con Lunetto, bellissima la sua punizione da 30 metri, esce veramente di pochissimo la sfera, ci prova anche Di Franco al 27esimo, palla bloccata dall'estremo ospite ed è Lunetto per l'ultima azione del primo tempo. C'è Insenna ma grandi proteste. Al 17esimo salta Vitale, c'è un fallo probabile su di lui, gomito alto, il direttore di gara non ferma il gioco, l'azione prosegue, poi palla al centro e il minuto 17 Montalbano porta in vantaggio la San Cataldese. Ovviamente l'azione prosegue se l'arbitro non fischia, ma grandi proteste da parte del Cus per quel fallo su Vitale, rimasto anche a terra dolorante per il colpo subito. Marco Aprile verrà anche espulso. Il Cus che vediamo batte subito da centrocampo, la palla è in avanti, viene mandata in rimessa laterale, Di Franco prende il pallone e lancia con la sua lunga gittata Iraci che riesce a girarsi nonostante sia solo contro tutti, la palla va verso il fondo ma Dolenti per evitare il calcio d'angolo la rimette al centro e poi Iraci che viene fermato. Ci prova in contropiede la San Cataldese nel finale con Montalbano che sfiora il raddoppio e la doppietta, ci riproverà anche Danna al 92esimo, Cus totalmente sbilanciato, pallone che colpisce l'incrocio dei pali e si conclude
Qui la sfida tra il CUS Palermo e la San Cataldese, una formazione giallorossonera che deve riuscire a far bene anche in casa per raggiungere una salvezza tranquilla. Certo che mi sembra un po' strano in questo momento il percorso del CUS Palermo, perché fuori casa fa punti e in casa da qualche settimana, insomma, non va tanto bene. È una squadra chiaramente a cui manca la continuità, d'altronde noi ne abbiamo parlato anche qualche settimana fa con il mister della formazione dell'Ateneo Palermitano, Marco insomma Aprile. l'obiettivo non è quello di ambire alle prime posizioni, ma è una salvezza tranquilla. Tutto sommato questo rendimento ci può stare, Credo che anche, ci siano i mezzi, anche se nel calcio la continuità è importante. Più che altro io sia a Gaetano Lucenti che a mister Fausciana volevo chiedere, Ettore, se credono nella San Cataldese, se può tenere questo rendimento fino alla fine. È un dubbio che ci poniamo un po' tutti. Secondo te, Mirko? No, secondo me è, dicevo poc'anzi che i giovani che ha la San Cataldese possono esplodere, nel senso che gioca con 6 under pazzeschi, praticamente giocano a una velocità entusiasmante e riescono a essere pericolosissimi, non hanno problemi diciamo, a dimostrare la loro ricchezza e la loro capacità come calciatori, li ho affrontati diverse volte, devo dire che se indovinano la stagione giusta questi Possono fare numeri, sì, allora. sì. Gaetano, sei d'accordo su questa San Cataldese che un po' a sorpresa, insomma, sta facendo vedere delle belle cose? Sicuramente sì, anche perché parlando poco fa con Mirko mi diceva che hanno una filiazione col Trapani, quindi sono sì giovani, ma che vengono dal Che hanno già un'esperienza quasi da professionismo. vengono da un settore giovanile professionistico e quindi io so che significa uscire da un settore giovanile professionistico. Sono più pronti. Sicuramente sì, Nulla da eccepire. sotto tutti Anche i punti mentale. di vista, sì, bravo, sotto tutti i punti di vista, quindi giocare con 6 under del genere e sopperisci a tante situazioni di ragazzi grandi da mettere in campo. Certo, immagino. Bene, vedremo cosa succederà nelle prossime domeniche, no? Se questo terzetto si allargherà oppure eventualmente ci sarà qualcuno che prenderà la fuga. La squadra di Formisano dall'inizio praticamente del campionato ha detto che vuole essere protagonista e quindi adesso sente il fiato addosso delle altre concorrenti. Beh, ci sono queste due incognite, riassumendo la situazione. Intanto capire se la debacle delle grandi continuerà. Se nessuna di soprattutto del queste Gela. riuscirà a rimettersi in corsa e se effettivamente la San Cataldese potrà essere la rivale del Dattilo. La Folgore la vedo un gradino indietro, anche se comunque quello che ha fatto vedere fino a questo momento merita grande considerazione. Beh, è chiaro che comunque siamo soltanto ancora alla nona giornata ovviamente. e quindi vedremo cosa succederà nelle prossime domeniche. Jenny, siamo pronti e continuiamo a parlare di eccellenza, lo facciamo adesso col girone B, con i risultati, la classifica e i commenti. Atletico Catania, Forza Calcio Messina 2-3. Giarre, Sicula Leonzio 1-3. Modica Orlandina 0-1. Rocca di Caprileone, Igea Virtus 0-0. Palazzolo Acireale 1-1. Sporting Viagrande, Rosolini 0-0. Milazzo Sporting Taormina 1-0. Troina Catania San Pio X 1-0. È una classifica che è variata questa settimana perché, come tutti ben sanno, la Leonzio è stata penalizzata di 3 punti, ne ha approfittato in un certo senso la IGE Virtus che adesso balza in vetta in questo girone B del campionato di eccellenza, tenendo presente tra l'altro che ci sono parecchie squadre che hanno una partita in meno. Guardiamo la classifica nel suo dettaglio. Igea Virtus 19. Troina 18, Sicula Leonzio, Rocca di Caprileone 17, Sporting Taormina 16, Palazzolo Acireale 15, Sporting Viagrande 13, Rosolini 12, Catania San Pio X 10, Milazzo Forza Calcio Messina 8, Modica 4, Orlandina 3,
Atletico Catania 2. E adesso il tabellino del prossimo turno, come anche il girone A, sarà la 10ª giornata. Questi gli incontri: Aciriale Milazzo, Catania San Pio X Rocca di Caprileone, Città di Rosolini Palazzolo, Forza Calcio Messina Troina, Igea Virtus Giarre, Orlandina Atletico Catania, Sicola Leonzio Sporting Via Grande ed infine Sporting Taormina Modica. Prima di sentire il mister Lucenti, diamo un quadro, perché questo è un girone veramente che ogni domenica ci lascia un po' sorpresi, perché ci sono sempre cambiamenti al vertice, novità, anche durante la settimana devo dire che le sorprese non mancano, con allenatori che si avvicendano e soprattutto con punti che vengono dati di penalizzazione. Una settimana strana ha preceduto una domenica strana, perché è stato un turno strano anche se estremamente significativo. La Leonzio, partiamo con la Sicula Leonzio di Sebbi Catania, che ha la penalizzazione 3 punti in meno per via di un vecchio tesseramento. Oggi però ha dato un segnale importante, certo, Ettore, perché è andata a vincere in un campo difficilissimo come il regionale di Giarre, ma non è tanto la vittoria in sé, ma è come i bianconeri lentinesi sono andati a vincere a Giarre. Già dopo la prima mezz'ora avevano già segnato 3 reti, solamente poi nel finale con Saropatti il Giarre era riuscito ad accorciare le distanze, ma soprattutto la prova di forza schiacciante che la Sicula è riuscito a imprimere a Giarre. Questo è un segnale importante nel campionato, mentre va sottolineato anche lo 0-0 del Dalcontres fra la capolista Igea Virtus di Beppe Raffaele e il Rocca di Caprileone, dove è esordita in panchina Santino Bellinvia, sì, che in settimana ha sostituito il dimissionario Carmelo Ricciardello, che si è dimesso per motivi non facilmente comprensibili ufficialmente, sì, anche perché un tecnico che stava con una squadra stava andando molto bene, seconda in classifica, che rassegna le dimissioni. C'è stata una sorta di mistero. Fatto sta che Bellinvia si è insediato a Rocca e ha iniziato con questo punto prezioso sul di campo. Esperienza ne ha Santino, voglio dire. Santino è un tecnico importante per l'eccellenza, che conferma le ambizioni di questa società. Le due sorprese. Troina. Le due sorprese. Troina secondo. Il Troina non è una sorpresa, più che altro è la sorpresa. Perché batte la San Pio. Batte la San Pio, che oggi fa un passo indietro rispetto alle prime 2 partite. Scusami, di breve. Ettore, se vi interrompo, sì, dovevamo correggere che il Modica non è a 4 punti ma a 7 in classifica. Ok, chiediamo scusa allora qui al mister, che giustamente ci ha sottolineato in questa posizione. Giusto, grazie mister. Dovevamo sottolineare la sorpresa, non è tanto perché ad esempio rispetto al punto di Modica e alla vittoria nel derby con l'Atletico, la formazione di breve fa un passo indietro e che fa riflettere la vittoria del Troina, ma la sorpresa è la sconfitta dello Sporting Taormina a Milazzo, e adesso ne parleremo col nostro ospite, con mister Lucenti. È una sorpresa anche la sconfitta interna del Modica, che cede con l'Orlandina, che è una squadra che forse a questo campionato l'Orlandina non ha molto da chiedere, deve se non altro onorarlo con dignità. Che è successo, come si spiega? Siamo veramente spiazzati, perché non ci aspettavamo. Abbiamo detto che giustamente avete giocato una partita d'attacco, vuol dire che era assegnata questa partita, perché nel calcio è anche certe volte una forma di destino, però insomma 3 punti sarebbero stati importantissimi. Non ci sono scusanti, su questo non si discute, con tutto il rispetto per l'Orlandina. Certo, ci mancherebbe. Noi abbiamo disputato una gara votata all'attacco. Non mi appello neanche al discorso degli under, perché iniziare con 5 under contro una squadra che è ultima in classifica non dovrebbe creare nessun tipo di problemi. Il discorso è semplice, non siamo riusciti a concretizzare tutto quello che abbiamo cercato di creare. Torno a dire, non è semplice analizzare una partita del genere, perché se vai a vedere il tabellino, l'Orlandina non mi ha mai calciato in porta, non ha mai calciato un calcio d'angolo, ci siamo fatti gol da soli e non siamo riusciti a ribaltare una partita che era nelle nostre mani fin dai primi minuti. Come ha reagito la squadra al termine della partita? Sicuramente molta rabbia e delusione da parte di tutti, a partire dal presidente a finire dall'ultimo dei magazzinieri. Però si è consci che comunque la squadra ha noi come parlavamo poco fa a telecamere spente, siamo partiti in ritardissimo, questo è importante dirlo. Abbiamo messo su una squadra con tutto quello che siamo riusciti a trovare
in giro di persone che Per un erano campionato di libere. eccellenza è una situazione difficilissima. Sicuramente, certo. però non ci lamentiamo Sì. perché ho una società che sta cercando di crescere, ho una società che rappresenta la città di Modica e questo è importante dirlo. Noi rappresentiamo Modica come città e faremo di tutto per onorare questa maglia perché è una maglia gloriosa ed è un patrimonio della provincia perché siamo l'unica società in eccellenza e dobbiamo dare risposta ai Chiaro, nostri tifosi. è giusto. Il nostro obiettivo Mister, è normale. Sì, A prego. Taormina che partita sarà? Cioè, infatti, anche loro arrivano da perché una adesso- situazione analoga alla vostra. Hanno E mi perso stavo con una ricollegando squadra a questo, sì. Sarà una che sulla bruttissima- carta era inferiore, insomma, una situazioni trasferta speculari. difficile, eh? Guarda, Dice bene io Carmelo, una trasferta difficile. da qui a domenica recupero sicuramente 4 elementi, tra squalifiche l'ultimo è l'attaccante l'uruguaiano che è arrivato finalmente il trasfert e domenica sarà disponibile, quindi andiamo a giocarci una partita consapevoli di quello che non siamo riusciti a fare questa settimana, dobbiamo andarlo a recuperare la settimana prossima, quindi non abbiamo nulla da perdere, dobbiamo fare quanti più punti possibili per tirarci fuori da questa situazione. Il campionato è un campionato molto livellato, Anche troppo, al di là direi. dell'Orlandina e dell'Atletico che stanno avendo delle difficoltà e torno a dire A questa proposito di Atletico, mister, per lei è un pezzo di cuore, noi ce lo ricordiamo da portiere professionista anche ad alto livello. Come spiega invece la situazione dell'Atletico? non me la so spiegare perché conoscendo il presidente e sapendo di che pasta è fatto. È dubbiosa questa Sì, cosa questa qui. situazione non mi quadra, anche se molti amici che ho a Catania mi hanno detto che sicuramente alle riaperture delle liste farà qualcosa per Devono rifondare un po' la squadra, Sicuramente, Gaetano, cioè, un sicuramente. grande rispetto per i ragazzi che ci stanno adesso, però Sicuramente probabilmente faranno non qualcosa sono giocatori perché, che anche possono lì, dare... anche lì è un blasone, cioè, l'Atletico vero. Catania è una società importante che ha fatto pure i professionisti. Senti, guardando un po' la Mister, classifica... posso, Sì, dimmi. quanto vi è mancato Sami El Amraoui? Vabbè, ma è normale, un giocatore del genere fa comodo averlo in campo. Torno a dire, oggi è una partita che stranissima, perché mercoledì abbiamo giocato a Messina nel recupero, abbiamo fatto un'ottima gara senza Sami e siamo riusciti a vincere, ad espugnare anche in inferiorità numerica il Celeste. Oggi eravamo partiti e siamo partiti con la stessa mentalità, però purtroppo non siamo riusciti. Il calcio non è una scienza esatta. Non è una scienza esatta, siamo consapevoli di avere problemi, attenzione, cercheremo di risolverli nel più breve tempo possibile, però quello che mi interessa è la crescita che la squadra Chiaro. deve avere settimana dopo settimana. I risultati non ci stanno aiutando, noi abbiamo incontrato tutte quelle le prime, delle mi zone mancano alte, sì, soltanto della Acireale e Taormina, poi le ho incontrate tutte. E ad oggi posso dire che Leonzio e i Gia Virtus mi hanno fatto un'impressione, cioè rispetto alle altre hanno un qualcosa in più. Anche se c'è il Di questo Rocca di genere. Caprileone che probabilmente Ora tra- con l'avvento di Bellinvia anche le potrebbe Rocca di entrare Caprileone, anche sì, prepotentemente quindi è un nel- campionato difficilissimo. Il nostro obiettivo, torno a dire, rimane quello che hanno chiesto a me i dirigenti, pur consapevoli del fatto che siamo partiti in ritardo, rimane la salvezza e onorare il campionato per quest'anno con una salvezza. Poi si arriva tramite play-out o diretta, Ben l'importante venga. è salvarsi. E chiudiamo la parentesi dedicata al campionato di eccellenza con il mister. Senti Mirko, ma la Ciriale in questa situazione come la vedi? Se hai avuto modo di seguire non tanto nei dettagli, ma comunque l'andamento di questo girone B del campionato di eccellenza. Cioè è una società che può ancora entrare, perché insomma qualche risultato altalenante non gli permette in questo momento di essere insomma annoverata come una favorita. Noi certo lo seguiamo il calcio in eccellenza, anche perché comunque avendo i cugini del Gela che Certo. in estate non si sapeva in quale girone dovevano andare, anche se ritengo che il girone orientale sia molto più tecnico rispetto al girone Sono occidentale, d'accordo. perché là è un calcio più fisico ed è entusiasmante vedere. Io speravo che il Gela fosse inserito nel girone orientale, perché vecchi derby con la Cireale, con il Giarre, l'Atletico Catania, la Leonzio, con l'Igia Virtus, è un campionato veramente Tecnico. molto forte, di cui a Gaetano faccio il mio in bocca al lupo, perché so che significa lottare per la salvezza. Quindi la Ciriale? Perché la Ciriale secondo me dirà la sua fino in fondo, anche perché è una squadra attrezzata per fare bene. Usciranno i valori della Ciriale,
perché conosco l'organico e so che andrà fino in fondo. Sarà un bellissimo campionato. Perfetto, benissimo, abbiamo chiuso quindi la parentesi del campionato di eccellenza, abbiamo già parlato del campionato CND e salutiamo a questo punto Carmelo che rivedremo la prossima settimana. Ricordiamo nuovamente l'SMS. Bravo, anche perché tu fai sempre un gol per la ricerca. 45509, insomma un SMS, una piccola donazione per sconfiggere il cancro. Benissimo, ci fermiamo, lanciamo la pubblicità, grazie a Jenny. Ricordo anche io il numero di telefono per i nostri amici che ci seguono da casa per mandarci selfie, il numero è 336 92 07 27. Torniamo tra pochissimo, pubblicità. Oggi scendo in campo per lottare al fianco dei veri campioni. Alba, volontaria. Silvio, sostenitore. Cristina, ricercatrice. E il più forte di tutti, Ernesto, guarito dal cancro. Contro il cancro ci sono anch'io. Andiamo a vincere questa partita. Fai un gol per la ricerca. Invia un SMS al 45509. Fate un buon viaggio. Venite da Atom Viaggi. Servizio di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria. Atom Viaggi a Gravina di Catania, in via Gramsci 88. Organizzazione di viaggi individuali, viaggi di gruppo, viaggi naturalistici, crociere, visite guidate e viaggi d'affari. Insomma, Atom Viaggi è la garanzia certa che sarà sempre un buon viaggio. Atom Viaggi, info 095 211440. C'è chi lo sport lo segue in TV e pensa di essere sportivo. C'è chi lo sport lo pratica ed è un vero sportivo. Per voi e per chi pensa di diventarlo, Digisport. Abbiamo tutto ciò che vi serve per scendere in campo. Forniture sportive per tutte le discipline. RA Point, Volley Specialist, RA Republic, Roish, Speedo, per chi ama la bici, l'abbigliamento brico, oltre ad un grande assortimento per il tempo libero. Digisport di Chris Grasso, a Masca Lucia, nel corso San Vito 4648. Digisport, sportivi davvero!